Tragedia in via Chiesa a Padova alle 19:30 di ieri sera. Scontro tra una moto e un camion, a perdere la vita un ragazzo di 17 anni. Piergianni Cesarato era in sella alla sua Yamaha 125 quando si è scontrato contro un camioncino Fiat Scudo guidato da un 47enne risultato negativo all'alcol test, a cui di prassi è stata sequestrata la patente all'altezza di via Cesalpino. Nonostante i tempestivi soccorsi del SUAM per rianimarlo, il suo giovane cuore ha smesso di battere. Un rispettoso silenzio è caduto su via Chesanuova, trafficatissima arteria padovana, rotto solo dalle urla di dolore del padre del giovane Nicola Cesarato, proprietario di un maglificio a Sarmeola di Rubano e molto conosciuto in città, subito accorso sul luogo del dramma. Piergianni aveva appena finito la scuola, il liceo scientifico Don Bosco, in via Camillo De Lellis, ed era stato promosso a pieni voti in quarta superiore. Appassionato di sport e motori, il basket la sua grande passione che praticava con la Virtus Padova nella palestra di via dei Tadi. Figlio unico, descritto da amici ed educatori come un ragazzo studioso e con la testa sulle spalle. Non è ancora stata fissata la data del funerale.